Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma certo, siamo ancora qui a cucinare per voi le notizie più ghiotte, grazie a Francesco in regia che non se ne va più, è sempre qui come me, come il sottoscritto del resto. Come state? Tutto bene? Spero di sì, è quasi l'ora di pranzo, certo. Ma io devo tirarvi dentro nel carnevale, nell'atmosfera carnascialesca. Chiamandoci noi però Radio Libertà, non vado certo a ricordarvi i carnevali, quelli più fighi, più importanti, più frequentati. Fa vedere queste immagini, fa vedere, oggi sono a Montescaglioso, provincia di Matera. Uno dice, ma dove cavolo ci... Guarda che casino, il carnevale di Montescaglioso in provincia di Matera. Scappate di casa, signori, tra poco vi dico le date, scappate di casa, cercate qualcosa di diverso. www.carnevalemontescaglioso, cioè, difficilissimo, aspetta che ve lo dico, è Montescaglioso, provincia di Matera, carnevale montescaglionese, c'è quasi una parolaccia, però vi assicuro ne vale la pena. 22-23 febbraio, 1, 2, 3, 4 di marzo. Maschere, colori, musica, tanto divertimento, ma soprattutto voler fare un bel weekend fuori dalle scatole. Carnevale montese, Sammy Varini, montescaglionese, ignorante. www.carnevalemontese.it se cercate qualcosa di particolare. Chiaro che se siete qui al nord fate prima ad andare ad Alpignano, in provincia di Torino, domenica 9 marzo, la festa in tondo che salva il mondo, piazzale Carrefour, via Cavour 131, Alpignano, provincia di Torino, DJ set con la discoteca Paradise Street Food, la premiazione dei gruppi, delle maschere singole, dei carri, il premio speciale alla migliore maschera a tema pace. Domenica 9 marzo, a partire dalle 14.30, la sfilata gira in Piazza Unità d'Italia, via Mazzini, via Cavour, Rossini, Pianezza, via Di Vittorio, piazzale Carrefour. Appuntamento ad Alpignano, in provincia di Torino, domenica 9 marzo, ore 14.30. Chi vuole scappare di casa e scappare bene, signori, ci sono degli appuntamenti in Sicilia carinissimi, come il Carnevale Trabiese a Trabia. Siamo in provincia di Palermo. Dopo il grande successo dell'anno passato, il Carnevale Trabiese sta per arrivare con tantissime novità e divertimento. Dal 27 febbraio al 4 marzo, il comune di Trabia, insieme alle associazioni Poseidon, Proloco, le Maschere di Trabia, trasformerà la nostra piazza in un fantastico villaggio di carnevale. Le vie di Trabia e San Nicola all'Arena saranno animate da carri allegorici e gruppi appiedati, sfilate di carri, degustazioni gratuite, musica e DJ set, spettacoli, le sfilate di gruppi appiedati, le band itineranti, le sfilate delle maschere di Trabia, il carnevale più giovane della Sicilia, dal 27 febbraio al 4 marzo a Trabia, in provincia di Palermo. Devo dire, fa quasi voglia di dire, ma ci facciamo un weekendino fuori dalle scatole, eccetera, ma ci sono gli appuntamenti da non scordare targati Lega, signori, e non vorrei dire, non vorrei dare, ma siamo al 12 e si sta per aprire la festa della Lega, dai, nella Bergamasca, lo sappiamo, loro sono i più bravi a fare le feste, ci bagnano il naso a noi varesotti o milanesi. A San Valentino apre la festa della Lega a Palazzago, in provincia di Bergamo, 14,
15, 16 febbraio e poi ancora 21, 22, 23 febbraio presso Area Feste, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Se non volete rischiare di accendere su Sanremo, fate un giro alla festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo, a partire da San Valentino tutte le sere con ospitoni. Qualche esempio? Eccoli qua, appena arrivati. La Terzi, Claudia Maria Terzi, venerdì 14 a partire dalle 19, sarà anche lei alla festa della Lega di Palazzago. E poi Giovanni Malanchini, anche lui dalle 19, questo venerdì 14 febbraio, Area Feste di Palazzago, a pochi chilometri dalla sacra Pontida. E l'ospite più importante? Va che Fontana. Arriva il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla festa della Lega di Palazzago, proprio questo venerdì 14 febbraio a partire dalle ore 19. Una bellissima idea per stare in compagnia dei politici della Lega e chiaramente mangiare cose squisite lontani dalle tentazioni sanremesi. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, per chi ci segue da Parma, la presentazione del libro di Fabio Dosi, Una storia alternativa, tra parentesi, per l'Italia. Questo giovedì 13 febbraio alle 18:30 presso l'Aerotrattoria Ronzoni, via Mantelli 21/A, in quel di Parma. Gli esponenti politici dialogheranno con l'autore. Ingresso libero. Il libro di Fabio Dosi, Una storia alternativa per l'Italia, viene presentato dalla sezione Lega di Parma questo giovedì, domani 13 febbraio alle 18:30 presso l'Aerotrattoria Ronzoni, via Mantelli 21/A, in quel di Parma. Appuntamenti da non scordare che trovate anche sul sito legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, ma certamente non può mancare anche quello del 22 e 23 marzo, la scuola di formazione politica Penso, Conosco, Creo, la 10ª edizione nazionale 2025 a Roma dal 22 al 23 marzo presso Palazzo Rospigliosi, via 24 maggio 43. Tutte le informazioni www.scuoladiformazionepolitica.it. A proposito del grandissimo Armando Siri, presenta il suo libro ad Arezzo venerdì 28 febbraio, Palazzo dei Priori, Sala Giostre del Saracino, a partire dalle ore 18:30. Sto sbirciando perché Siri è in tour un po' in giro per l'Italia in queste settimane e per l'occasione martedì 18 febbraio sarà in quel di Bergamo, giovedì 20 sarà a Valvasone Arzeni in Friuli Venezia Giulia e poi il 28 ancora a Figline Valdarno in Toscana. Questi alcuni degli appuntamenti, alcune delle tappe con la presentazione del nuovo libro di chi ricerca chiaramente quelle cose introvabili in giro, perché non si trova facilmente questa controinformazione di Armando Siri. Ancora appuntamenti da non scordare? Dai, fate ancora in tempo. Sì, a prepararvi e a prenotare l'evento di martedì 18 febbraio. Signori, si ricorda il mitico maestro Ciato. Arnaldo Ciato fu conduttore anche in questa radio con una bellissima trasmissione, L'Osteria Padana del Jazz, per ricordare a 2 anni della sua scomparsa il maestro Ciato, ma anche i 30 anni di Lega Cerianese. A Ceriano Laghetto, Monza, Brianza, è stato Ciato a fondare la sezione della Lega. Bene, una cena in compagnia, martedì 18 febbraio, ore 20, presso la Griglieria Raffaele, via Piave 1, Ceriano Laghetto.
€30 a persona, ben spesi. Mi dicono che si mangia da Dio. Taglieri di salumi, primo piatto con risottino con salsiccia e trevisana, la grigliata di carne con tagliata di filetto a rosmarino, i fagioli alla Bud Spencer, le patate al forno, il dessert con panna cotta agli agrumi, caffè e digestivi per €30. Da prenotare al volo al 338 22 32 794 1995-2025. Celebriamo insieme i 30 anni di Lega a Ceriano Laghetto, martedì 18 febbraio a cena alla Griglieria Raffaele. Ci fermiamo? No, c'è ancora una cosa. Il Dipartimento Economia della Lega vi invita al convegno annuale 2025 Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Intervengono tra gli altri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Prenotate? No, segnate semplicemente in calendario. Mercoledì 5 marzo presso Aula Nuova dei gruppi parlamentari a Roma, via in Campo Marzio 78. Chiaramente si troverà tutto quanto su YouTube, ma è bello esserci. Informazioni e accrediti scrivendo a Bagnai, segreteria.bagnai@camera.it. Adesso sì che me ne vado. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Grazie a tutti quanti dei tantissimi messaggi di solidarietà a Silvia Sardone, l'abbiamo appena intervistata con Davide Caparini e il suo dissing che trovate su YouTube. Tutto quanto chiaramente vi siete persi finora, fatevi un giro. Il sito è quello di radiolibertà.net. Cliccando podcast trovate tutte le principali nostre trasmissioni, che trovate del resto anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. Grazie a Francesco in regia, io torno, sì, anche in questo caso è un'altra minaccia, mamma mia, per fortuna non islamica, domattina alle 7:30.